Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, ragazzi, vi volevo solo dire che ho creato un gruppo su Steam proprio per giocare a Flight Simulator, si chiama FSX Mania. Voi chiedete, è un gruppo, come si dice, non pubblico, e ecco, se chiaramente non potete entrare, lo rendo pubblico, quindi mandate un messaggio perché con i gruppi di Steam non sono molto esperto. E comunque FSX Mania, comunque lo scrivo anche sul titolo, e così ci mettiamo d'accordo per giocare. Ragazzi, io questo video lo sto facendo adesso, effettivamente in diretta, e se volete potremmo anche già fare qualcosa, c'è un piccolo volo, tipo non so, un Milano-Roma, una roba del genere. Quindi, boh, io aspetto voi. Ho avuto un po' di problemi solo con una DONS, a parte vabbè, quello del traffico. Cioè Venice X, quello di Aerosoft, che purtroppo l'ho disinstallato, ma il computer continua a dirmi che ce l'ho salvato nell'hard disk, l'ho cancellato in tutto e per tutto, ma ancora mi dice che è là. Quindi se non so come cazzo fare per mettere l'aeroporto di Venezia, che mi sta anche un po' sui coglioni, proprio tutti gli aeroporti che potevo capitare, proprio quello di Venezia, porca puttana. E niente, spero di risolvere sta cosa, sia che voi avete avuto problemi, magari non so, con un programma che anche se era disinstallato ve lo trovava e non riuscivate più a installare niente, ditemelo che risolvo. Comunque Fioi FSX Mania, FSX Mania, il gruppo veneziano, il gruppo che porterà Fly Simulator a un livello di simulazione incredibile. Immagino, cioè, secondo me siamo talmente pipponi che al primo atterraggio andiamo tutti quanti, andiamo in curva, andiamo a sbattere contro un edificio dell'aeroporto, me lo sento, però chi se ne frega, si gode. E niente ragazzi, spero di avere un gruppo già abbastanza numeroso e quando volete partiamo. Insomma, l'unica roba è che non so del multi se si può giocare con l'ATC del gioco, se per forza invece devo andare a caso, nel senso, o avere un torre di controllo, diciamo, umana. Questo non lo so, però vabbè, insomma, al massimo andiamo con i GPS e chi se ne fotte. L'importante, insomma, è arrivare a destination. Va buon raga, che altro dire? Niente, adesso piano piano, ecco, con il discorso WWE, penso che sì, mi farò la carriera con calma, però intanto forse farò anche una modalità Universe, vediamo, non lo so, adesso vediamo ragazzi. Diciamo in questo periodo vorrei giocare sulla fly o comunque è un periodo un po' così, diciamo, di assestamento, ma so che prima o poi il Comendone tirerà fuori gioco giusto, il gioco QMBiano, come si suol dire. E niente, qua abbiamo ancora un po' di secondi perché ho messo la foto fino a 3 minuti e 6, quindi dobbiamo cercare di riempirli. Ehm, Beh, niente, sono proprio curioso di vedere come sarà l'esperienza di multigiocatore, perché secondo me può essere carino, magari anche un video insieme dove cazzeggiamo. Magari se c'è qualcuno esperto che mi può insegnare a giocare in maniera un po' più decente, ben venga, anzi, cioè veramente sarebbe molto gradita la cosa. Boh ragazzi, dai, vi aspetto nel gruppo, spero veramente avere già almeno un 4-5 persone. E niente raga, un saluto dal Comendone Veneziano, Fly Simulator è pronta siamo pronti a dominare, io me lo sento che ci possiamo creare una piccola community di giocatori pazzi che magari ci si ritrova la sera così e ci spariamo un po' di partite. Lo spererei tanto, sarebbe veramente un sogno. Ciao!